La regione del Veneto è patria di patrimoni e meraviglie, dalla laguna alle Dolomiti, attraversando affascinanti città d'arte e giungendo allo sport, tra cui quello che più amiamo. Il mito del calcio a 5 qui ha spesso incantato. A Padova e Treviso ha conosciuto il suo massimo splendore fin dai primi anni 2000. La storia si ripete. Quest'oggi confronto le due compagini più valorose del nostro territorio, le due esponenti delle leggendarie province del futsal, una storia nella storia, il racconto di rivalità sportiva tra queste due squadre racchiuso nella trama di questa infinita Serie A. 50 chilometri separano i due capoluoghi, questa sera si avvicinano parecchio, le distanze si accorciano. Al solo gol siglato al Palacicogna, alle 3 partite rimanenti nella regular season, o se preferite a soli 2 punti in graduatoria. Il nero e l'azzurro a confronto nella giornata mondiale del colore. Quale dei due brillerà di più? Lo scopriremo presto, attraverso 40 minuti con cui trascrivere nei libri di storia la narrazione del derby, per imprimerla nelle menti dei tifosi in maniera indelebile. Giù il gettone e viviamo lo show, per la salvezza, per la supremazia regionale, per conquistare il cuore di ogni tifoso. Amici e tifosi appassionati di grande futsal, buonasera e benvenuti alla palestra Gozzano di Padova in occasione di questo match valevole per la 28esima giornata del campionato nazionale di Serie A di calcio a 5 di fronte Vinum Italy Petrarca e Kame Treviso, l'elite del futsal veneto sul ring per giocarsi davvero tanto in chiave salvezza. Due formazioni che ambiscono quest'oggi al colpaccio, come abbiamo detto anche nell'introduzione. A tal proposito salutiamo anche gli amici che ci seguiranno poi in differita domenica pomeriggio su Canale Italia. Ringraziamo a tal proposito l'emittente per la visibilità che ci concede come di consueto sulle proprie piattaforme, sul proprio palinsesto. Si salutano adesso i protagonisti di questa splendida partita e, come detto, è una sorta di dentro fuori. La Kame Treviso parte da una posizione indubbiamente più vantaggiosa con 2 punti di margine, 2 punti di gap a proprio favore nei confronti dei Patavini. Abbiamo qui alla mia destra, accanto proprio alla postazione dove sto commentando, il team guidato dal mitico Silvio Roccia. Foto di rito invece per il Vinum Italy Petrarca a caccia di una riscossa dopo le recenti battute d'arresto. La formazione di Luca Giampaolo è stata costretta ad una sconfitta di fatto nelle ultime 4 gare, 4 sconfitte consecutive che hanno un po' arrestato la marcia dei Patavini, capaci di espugnare uno dei fortini più insidiosi dell'intero campionato, sia il Pala Iacazzi di Aversa con il punteggio di 5-4. Questo è accaduto il 28 marzo, poi 4 sconfitte consecutive a cominciare dall'inizio di aprile, appunto dal 1° aprile. La Serie A ha, per così dire, giocato un brutto scherzo, un pesce d'aprile ai bianconeri, che sono stati costretti ad arrendersi col punteggio di 2-1 alla Roma 1927, per poi capitolare anche in casa della prima in classifica, ossia la Meta Catania, 5-3 in quell'occasione. Poi una sconfitta anche per mano dell'Active Network, questa piuttosto pesante, una diretta concorrente come la compagine laziale è venuta a sbancare il Pala Gozzano per 5-1 lo scorso 27 aprile, e la più recente sconfitta ad Eboli contro comunque la seconda forza del campionato, 4-1 con firma di Matteo Gargantini, non sufficiente ad evitare il KO. Dal canto suo invece la Kame Treviso è reduce da una convincente vittoria con l'L84 nelle mura amiche, tripletta dell'inarrestabile Giappa Viera oltre alla rete di Pachi del Gaudio. Kame Treviso che ha dato il calcio d'inizio in questo match, giù il gettone come abbiamo detto nel corso dell'intro, e Petrarca che in ogni caso ha già riconquistato il pallone con Rafinha alla battuta dell'out. Si fanno sentire i numerosi tifosi giunti qui dal capoluogo trevigiano, molti stanno partecipando anche in diretta con i commenti. Salutiamo tutti voi che vi siete connessi e che ci fate compagnia anche da casa. Condividete la live, mi raccomando, con amici, parenti e tutti gli appassionati che conoscete, per vivere davvero al meglio il derby
che ci emozionerà indubbiamente. Prova a farlo ora con Gargantini che scarica per Rafinha, il colpo di punta del classe 88, deviazione di Pietrangelo e primo corner del match conquistato dalla Vinum Italy Petrarca. Rafinha ha subito alzato, intanto la battuta al volo di Felipe Mello, si salva Pietrangelo distendendosi a terra. L'estremo difensore della nazionale azzurra testimonia tutto il proprio valore. Secondo corner nel giro di 3-4 secondi in pratica per il Vinum Italy Petrarca. Rafinha la battuta, suggerimento qui fuori misura da parte di Victor Mello che chiede scusa a suo fratello, attendeva il pallone sul secondo palo. Suggerimento come iniziativa e negli intenti era indubbiamente azzeccato, ambizioso. La misura però non ha dato ragione al capitano Patavino. Lancio lungo di Feverati direttamente in fallo laterale. Salutiamo tutti quelli che ci fanno in compagnia, come dicevo poc'anzi, in particolare Marco Zonato, Leonardo Lazzaris e Giovanni Sandri. Ora avanza a palla al piede il numero 89 Matteus Sacon, che dialoga con un suo connazionale, ossia Walex, uno degli ultimi arrivati in casa Kame Treviso. Per lui un'esperienza nel recente passato al Al-Nasr in Arabia Saudita, proprio nella casa di un certo Cristiano Ronaldo, con cui ha avuto anche l'onore di concedersi un selfie. Ora l'aggancio di Giapaviera, viene espropriato della sfera da Felipe Mello, che riesce a ribaltare il fronte. Victor Mello per Rafinha, tutto ad un tocco e il Vinum Italy Petrarca sblocca il derby al secondo minuto di gioco con il tocco sotto misura da parte del numero 11. Si sblocca dunque la contesa alla palestra Gozzano con il 10° centro da parte della classe 88, l'intramontabile funambolo a cui davvero non rinuncerà mai mister Giampaolo. 10 lode per Rafinha, per il numero 11 del Vinum Italy Petrarca. 1-0 in favore della compagine padovana. Replica ora attesa per quanto concerne la Kame Treviso, con la sponda di Giapaviera e il sinistro di Walex smorzato in calcio d'angolo. E dunque primo giro dalla lunetta anche per i biancazzurri, con la volée qui tentata da Matteo Sacon in due tempi. Blocca il pallone Feverati, che va alla rimessa lunga centrando la trave di sostegno del tetto del Palagozzano. Dunque out concesso agli ospiti. Si sblocca la partita, l'abbiamo commentato in ogni sua salsa il gol, in ogni suo aspetto se vogliamo, per correggerci. Il gol messo a segno da Rafinha, il 10° centro della Serie A di questo straordinario giocatore. Ora occhio però alla Kame Treviso con l'iniziativa da parte di Azzoni, ancora Feverati a negare la rete del pareggio. Il derby sta esplodendo fin da subito nei cuori dei fan e qui Giapaviera va ad infastidire l'ex estremo difensore della Fenice Venezia Mestre. Si sta scatenando una corrida qui a Padova. D'altronde il prezzo del biglietto andava ripagato per tutti questi tifosi che hanno riempito di calore, di gioia, di passione il tempio del futsal patavino. Lo scarico ora su Alex, scambi a più riprese con Sacon. Giapaviera attende a ridosso della linea di metà campo il filtrante e alla fine Victor Mello mette tutti d'accordo, spazzando il pallone in rimessa laterale senza badare all'estetica e di puro istinto. Il leader classe 90, giocatore tra le altre transitato intanto da terra. Giapaviera prova a resistere, fare quasi a sportellate con gli avversari, pur essendo sdraiato al suolo del Palagozzano. Rimessa laterale ancora concessa alla Kame. Walex dalle parti del pallone e dunque si torna ora a giocare con la botta tentata da Sacon. Ripartenza in 3 contro 3 per il Petrarca e Rafinha ha tentato d'astuzia il tocco con la punta per anticipare l'intervento avversario. Finisce però per chiudersi in un imbuto. Vinum Italy Petrarca che comunque conquista una rimessa in gioco. 17-0-1 al termine del primo tempo.
1-0 per i padroni di casa, che in questo momento opererebbero il sorpasso, ma è assai presto per decretare qualsiasi verdetto o anche per concederci qualche previsione. Rimessa laterale a tal proposito per una Kame Treviso che di arrendersi non ne vorrà proprio sapere. Sacon al dialogo con Walex, pescato Azzoni sull'autoposto, poi già Paviera nel duello tra capitani con Victor Mello. Rafinha concede il guaio minore alla propria retroguardia e soprattutto per evitare rischi inutili mette il pallone in fallo laterale. Altro out per una Kame Treviso che comunque guadagna metri, e qui va a centimetri invece, parlando proprio delle varie unità di misura, va a centimetri dal pareggio con Giacomo Azzoni che ha avvitato con il proprio destro, lambendo la traversa della porta di Feverati. Colpo di testa di Giampaolo, ultimo dei subentrati. Rimessa dal fondo per la Kame Treviso e per Lorenzo Pietrangelo, che oltre ad essere un caposaldo della nazionale italiana, gli appassionati di futsal più accaniti, più fedeli lo conosceranno senza doverlo particolarmente presentare, estremo difensore classe 95, ma lo facciamo lo stesso. Di fatto dal 2018 si è dimostrato un caposaldo. Intanto la suola di Giampaolo per Rafinha, ancora Pietrangelo, cala la saracinesca. Tutta la qualità nelle ripartenze della formazione di Giampaolo in mostra nel corso di questa azione. Ora lo scavetto da parte di Victor Mello, poi Felipe, viene chiuso in un rombo di maglie azzurre Roberto Giampaolo. Rimessa laterale a beneficio della Kame Treviso con Walex. Dicevo, per quanto concerne Lorenzo Pietrangelo, parliamo di un portiere ormai stabilizzatosi nel capoluogo trevigiano dal lontano 2018, eccezione fatta per una parentesi in prestito al Napoli. Intanto Walex, tiro cross che non viene deviato da alcun giocatore, semplice out per il Binum Italy Petrarca. Nel 2018 appunto Pietrangelo tornò al Napoli, dove aveva già militato in precedenza. Lui è cresciuto nel vivaio in particolare del Pescara, una delle cantere più fruttuose, più rinomate del futsal, specie nel nuovo millennio. Rimessa laterale battuta adesso da Josip Schuton, giocatore dal doppio passaporto, che ora va ad infastidire Parrell, in grado comunque di cavarsela senza correre grandi rischi. Josip Schuton, uno degli ultimi subentrati per quel che concerne la formazione di Silvio Roccia. Lui giocatore dal doppio passaporto croato e bosniaco, originario della regione dell'Erzegovina, 36 anni per lui, un passato nel mondo del calcio a 11 dove ebbe modo di esordire, pensate, nell'ex Coppa UEFA, attuale Europa League, nei preliminari. Era l'anno 2007 e il giocatore militava per la precisione nello Zrinski Mostar in Bosnia-Erzegovina. L'anno successivo però optò per approdare nel mondo del futsal, facendo la storia in particolare dello Spalato, con 9 anni nella compagine balcanica, mentre invece nel bel paese lo si ricorda, oltre che alla Kame, alla Meta Catania nella stagione 2020-2021. Gioco fermo nel frattempo, parlando di vari aneddoti, perché Walex è stato costretto ad accasciarsi, o se non altro a distendersi a terra. Colpo assai doloroso per il classe 93, che viene addirittura accompagnato da staff e compagni all'uscita del campo, zoppica e sembra assai dolorante. Si avvicina proprio ora alla nostra postazione. Speriamo davvero nulla di grave per il numero 7, ovviamente uno dei giocatori più valorosi di questa Kame Treviso, che addirittura ha la maglia sul volto, sembra essere piuttosto serio, e ci auguriamo sia il contrario per il povero Walex, accompagnato addirittura
presumibilmente, tanto l'aggancio qui riuscito ottimamente a Gaetano Musumeci, la risposta del solito Feverati, una autentica muraglia per la porta del Vinumita di Petrarca, un giocatore in grado davvero di emergere nel futsal dei grandi nel corso delle ultime stagioni. Gli ultimi anni alla Fenice Venezia Mestre hanno indubbiamente aumentato le proprie quotazioni, la propria fama. Ora Schuton riceve da Del Gaudio, va a fronteggiare Parrell, serie di doppi passi e alla fine deviazione in out con fallo laterale in favore dei biancazzurri. Del Gaudio alla battuta, Schuton nel cerchio in centrocampo, si passa da Sacon, ancora Pacchi Del Gaudio, 1 contro 1 con Roberto Giampaolo, con tutti i propri effettivi, eccezione fatta per Musumeci. Dialoga la compagine di Silvio Roccia, che riesce anche nel contro break dopo un'iniziale rottura a cui era riuscita la compagine locale. Il Vinumita di Petrarca, Del Gaudio 1 contro 1 con Rafinha, converge verso il centro, lascia partire una rasoiata, ma tanto per cambiare c'è Feverati a fare buona guardia, ad attendere il pallone tra le proprie mani, così come fa ora Lorenzo Pietrangelo. Aziona un nuovo fraseggio, palla al piede, la Came Treviso con Del Gaudio innescato ora sull'out di destra da un lancio lungo millimetrico. Era stato, se non erro, Matteus Sacon a creare i presupposti per l'avanzata dell'ex giocatore di Villorba e Città di Mestre. Pacchi Del Gaudio, classe 92, 32 anni per lui, in passato anche nel calcio a 11 nella provincia di Vicenza. Sacon direttamente sul busto di Victor Mello. Dunque la Came Treviso è costretta ad indietreggiare, in particolare con lo stesso Matteus Sacon, uno dei tanti veterani di cui dispone mister Silvio Roccia. Del Gaudio, Schuton, lo scavetto mandato proprio nello spazio, Sacon, e poi la palla forse è entrata o forse no, servirebbe la goal line technology. Esulta a grande voce Daniele Feverati, che si salva anche in un secondo momento, in una seconda circostanza, Gaetano Musumeci per ben 2 volte a centimetri dal gol dell'1-1, che avrebbe per giunta scritto sulla propria schiena. Il pallone, come testimonia il replay, non è entrato, la palla non ha valicato la linea di delimitazione, la linea di porta in generale. L'abbiamo ben visto dal replay fornitoci da una sempre ottima e puntuale regia, che ringraziamo. Musumeci all'indietro per Pietrangelo, si va subito in profondità, ma è un gentile omaggio per il collega Feverati, che ora innesca sull'out di sinistra Gargantini. Controllo difettoso del pivot classe 96 e dunque nuovo fallo di fondo già battuto da Pietrangelo. Avanza ora palla al piede a piccoli passi Schuton, che prende anche un po' in controtempo Pacchi Del Gaudio, si complica la vita da sola la Came Treviso, ma ne viene fuori in qualche modo con il dribbling, la ruleta di Musumeci. Poi Schuton tenta addirittura il sombrero, Pacchi Del Gaudio, doppio rimpallo e accenno di diverbio, direi, con Teo Gargantini. Il direttore di gara mette tutti d'accordo assegnando una nuova rimessa ai trevigiani. I supporters biancazzurri non si stancano davvero di far sentire la propria voce. Il cross di Del Gaudio, e in questo caso era un po' in ritardo su Sacon, su questo pallone che va a disperdersi nel nulla, nel vuoto, e dunque rimessa per il Vinumita di Petrarca. Rafinha 1 contro 1 con Del Gaudio, un duello già ammirato in precedenza, ma a ruoli invertiti, con Pacchi Del Gaudio in possesso e Rafinha intenzionato ad ostruirgli il cammino. Sembrano in procinto di esplodere un grido nel cielo di Padova i tifosi ospiti. Rilanciano ora il proprio grido di battaglia e Feverati soprattutto ha rilanciato il pallone. Felipe Mello, il filtrante, mantiene l'equilibrio e sporca questo pallone. Musumeci, poi Rafinha con una sforbiciata ha tentato di far venire giù la palestra Gozzano di Padova con una giocata che ci ha ricordato
i più antichi album Panini, se vogliamo, le figurine Panini, senza il bisogno di presentarle. Felipe Mello calcia addosso ad un avversario, non ho visto bene di chi si trattasse. Feverati rilancia il pallone in fallo laterale. L'agonismo si sta alzando, lo percepiamo anche da questa serie di imprecisioni. Indubbiamente le due squadre daranno il tutto per tutto da qui al 40esimo. Restano più di 32 minuti di gioco, un'eternità nel mondo del calcio a 5. Lo sappiamo bene noi appassionati, noi che quotidianamente ammiriamo questo magico, infinito, meraviglioso, colossale sport chiamato futsal. E ringraziamo a tal proposito tutti quelli che ci fanno compagnia in diretta per la presenza anche questa sera. La torsione qui da parte di Azzoni, pietrificato Feverati, pallone in ogni caso oltre la linea di fondo campo e non nel bersaglio grosso. Rimessa dal fondo per Lele Feverati, aggancio solo accennato per quanto riguarda Gargantini. Si asciuga la fronte dal sudore mentre il pallone carambola pericolosamente sulla testa di Felipe Mello, su quella di Giapaviera e poi nei pressi della nostra postazione. Tutto ok per ciascuno dei tre protagonisti, me compreso. Scherzi a parte, possesso per la Kame Treviso con Musumeci e ora con Shuton che indietreggia, scarica saggiamente per il compagno che va a prendersi una buona rimessa laterale. Si trattava chiaramente nella fattispecie del numero 20 Giacomo Azzoni. Musumeci, la riapertura per Di Guida, appena entrato in campo uno dei fedelissimi di Mister Roccia, che ora credo chiami time out perché viene interrotto il gioco. Invece no, interruzione richiesta da Mister Giampaolo, conscio probabilmente di dover aggiustare qualcosa in fase di non possesso o se non altro arringare un po' i propri giocatori per proseguire con quest'ottima fase difensiva. Sin qui, al di là delle due occasioni capitate a Gaetano Musumeci, la Kame Treviso ha sin qui faticato, appunto, come dicevamo, ad insidiare la porta avversaria. Ciò non toglie i meriti di questa Kame Treviso, che comunque sta disputando il suo consueto ottimo campionato di metaclassifica, un sodalizio che col passare degli anni, in particolare con il contributo del ex allenatore della Marca Futsal, ha saputo stabilizzarsi nella massima categoria del calcio italiano. Un gruppo ben rodato con dei giocatori che si conoscono a memoria, e il Vinum Italy Petrarca fino a questo momento si sta dimostrando almeno altrettanto compatto e coeso, seppur quest'oggi, è bene ricordarlo, manchi probabilmente il miglior esponente, il miglior giocatore in generale della società petrarchina, ossia Antonio Molaro, che salutiamo a tal proposito se dovesse essere connesso in diretta. Antonio Molaro ancora ai box per un infortunio, miglior marcatore della stagione di questo Vinum Italy Petrarca, con sino a questo momento 13 centri segnati in campionato, addirittura 37 lo scorso anno nel girone A di Serie 2 Elite. Ora l'aggancio da parte di Guida, fluidifica la manovra ottimamente la Kame Treviso, ma capita in traiettoria Rafinha che smorza il pallone in fallo laterale. La conclusione tentata da Azzoni, uno dei più agguerriti di questa Kame. Ora indietreggia saggiamente, cede il pallone a Pietrangelo, di testa Victor Mello, Rafinha braccato ma non espropriato della sfera dall'intervento di Giapaviera. L'ultimo tocco è proprio dell'ex pivot, tra le altre, del Corigliano Calabro, e dunque rimessa per Felipe Mello. È entrato in campo anche Roby Giampaolo che cede ora su Rafinha, numero d'alta classe del numero 11, che va poi a chiudersi in uno spazio assai ristretto. E allora Giapaviera per il nuovo fraseggio della Kame Treviso. Dialogo nelle retrovie ora con Loris Di Guida, poi Shuton all'impostazione, il filtrante di Guida, spalle alla porta con una serie di suolate, prova a destreggiarsi Giapa,
poi di Guida, il sinistro, insiste ancora il numero 14, flipper interminabile ed impazzito nell'area di rigore locale, e questo batti-ribatti comunque si risolve con un nuovo out a beneficio della Kame. Shooton chiuso da 2 maglie nere, Silvio Roccia si improvvisa raccattapalle e posiziona chirurgicamente, direi, il pallone per il proprio giocatore, che dunque può affrettare la manovra. Shooton è andato alla rimessa e ora ha dialogato con Loris Di Guida, funge un po' da centrale il numero 14, c'è dell'incarico ora al croato bosniaco di cui tanto abbiamo parlato in precedenza. Ancora Shooton, 1 contro 1 con Rafinha, il pallone in qualche modo giunge nella zona di Azzoni, ma la Kame Treviso comunque deve ripartire dal basso. Il colpo di testa di Giapaviera che anticipa Feverati, l'uscita coraggiosa dell'estremo difensore patavino, ma sicuramente rischiosa, magari non azzardata, ma indubbiamente ha avuto parecchia confidenza con le proprie doti l'ex estremo difensore della Fenice Venezia Mestre, di cui abbiamo parlato più e più volte. 2 anni per lui nel capoluogo lagunare, l'ultimo anno in alternanza con Samuele Jagubian, attuale secondo portiere del Mestre Fenice, stagione disputata sotto la guida di Gabriele Landi, conclusa con una salvezza in Serie 2 Elite, e ora la chance nel Olimpo del futsal con il Binum Italy Petrarca. Ha ereditato ottimamente sin qui appunto la posizione, la porta occupata fino all'anno scorso da Andrea Bastini, finito nel frattempo al Team Giorgione in Serie B. La sponda e la riapertura di Parrell nella zona di Victor Mello, scavetto di Felipe, interviene Azzoni, poi Sacon sulla testa credo di Felipe Mello, se ho visto bene. Entra in campo un altro espertissimo di promozioni, ossia Enrico Donin, universale classe 98, prodotto del vivaio del Futsal Cornedo, dunque cresciuto nel Vicentino. La parentesi, intanto la conclusione proprio di Donin, neanche il tempo di presentarlo, che si mette subito in mostra. La parentesi più memorabile della sua carriera è stata vissuta ai piedi dell'Arena, ossia all'Hellas Verona, con addirittura 3 promozioni consecutive. Tanto la conclusione proprio di Donin la tiene saldamente tra le proprie mani Lele Feverati, che va alla rimessa, centrando ancora la trave del tetto per la seconda volta in serata. Questa è la sortita da parte di Enrico Donin, trova comunque attento la saracinesca bianconera. Dicevo appunto, con l'Hellas Verona ha ottenuto ben 3 promozioni dalla Serie C1 alla Serie A in 4 anni. Prima avevo parlato di 3 promozioni consecutive, mi correggo, si è trattato di 3 salti di categoria in 4 stagioni, con una salvezza in Serie 2. Ancora Donin ad insidiare l'area avversaria, sotto la guida di Pino Milella ha potuto appunto transitare dalla Serie C1 alla Serie A2 rapidamente, per poi essere protagonista anche del salto di categoria più nobile che ci si potesse augurare, ossia la promozione in Serie A della stagione 22-23 sotto la guida di Luca Castagna. Ora il filtrante da parte di Felipe Mello, ottimamente intercettato, interdetto dalla retroguardia trevigiana, e qui ha provato un po' alla cieca, se vogliamo, Matteo Sacon, cercando di togliere il tempo di reazione alla difesa petrarchina, ma fallendo nella misura. D'altronde si trattava di una giocata assai ardua, da apprezzare il tentativo meno
la realizzazione e la misura del passaggio in generale. Roby Giampaolo alla rimessa, colpo di testa di Sacon, Rafinha un po' in gamba tesa, si scontra con Donin, 5 tra i due, fair play tra questi ottimi giocatori che indubbiamente ci emozioneranno di qui al 40esimo. Scavetto da parte del numero 22, più volte citato negli ultimi 3 minuti di diretta. Ora viene braccato Giapaviera, fa passare il pallone in qualche modo, non lo fa invece Rafinha che lo sporca in calcio d'angolo di gran carriera e soprattutto con un ottimo senso della posizione. Passano gli anni ma l'energia a disposizione di Rafinha, di Rafael Novaes de Souza, davvero non si esaurirà mai. Un giocatore in grado di stupire in tutti gli anni vissuti qui a Padova, che addirittura la deviazione è stata doppia come ci suggerisce il replay, perché era capitato fatalmente un po' a sorpresa in traiettoria anche Victor Mello, che era sdraiato a terra. Schuton va a fronteggiare proprio il leader bianconero, converge verso il centro, prova a seminare il panico ma cede saggiamente al compagno. Poi il filtrante per Giapaviera, 2 volte Gargantini in calcio d'angolo, ancora un corner a beneficio della Kame che sta elevando i giri del motore e con 6 minuti a disposizione, 6 minuti e 07 per la precisione, farà tutto il possibile più o meno per ambire al pareggio. Rimessa laterale ora per il Binum Italia Petrarca. Quando ho detto farà tutto il possibile più o meno mi riferivo appunto all'imprecisione di questo tocco in orizzontale che ha favorito alla fine la compagine di casa. Rafinha, Gargantini, fa scorrere il pallone Pietrangelo, rimessa laterale comunque in zona d'attacco per la compagine bianca-azzurra. Si cerca Schuton, 3 tocchi per controllare, addomesticare la sfera. Si va ora a fronteggiare Roby Giampaolo, il tacco dopo anche il colpo di suola, una giocata d'alta classe del giocatore avversario, del giocatore biancazzurro, ma è un nulla di fatto ancora una volta per la Kame Treviso. 4:35 da spendere ancora nella prima frazione di gioco. È entrato in campo e tocca il primo pallone del match, uno dei profili più interessanti non solo di questo Petrarca, non solo della Serie A, probabilmente dell'intero movimento calcettistico italiano. Davide Lukacel, giocatore classe 2007, 18 anni da compiere, pensate, tra 11 giorni, il prossimo 17 maggio, 4 gol sin qui segnati in 11 presenze nel massimo campionato italiano. Ora Sacon, Del Gaudio, poi Di Guida, la riapertura proprio nella zona occupata da Davide Lukacel, che di demordere, di concedere dei millimetri di campo, neppure dei centimetri all'avversario, non ne vuole proprio sapere. E alla fine la Kame è costretta ad indietreggiare. Lukacel ora in pressione su Sacon, poi Musumeci interviene alla fine Di Guida, che ne invita la sfera. Del Gaudio, Musumeci, si distende Victor Mello, accontenta tutti, specialmente i propri compagni, direi. Roberto Giampaolo sbilanciato in maniera irregolare, proteste di Loris Di Guida, abbastanza contrariato con la decisione dell'arbitro, che viene anche un po' beccato dal pubblico di fede biancazzurra. Secondo fallo commesso dalla Kame Treviso, 3 minuti e 41 ci separano dall'intervallo. Altri saluti per non solo Trek e per Christian Zolet, grazie davvero a tutti per la partecipazione. E ora calcio da fermo in favore dei padroni di casa. Giampaolo e Victor Mello dalle parti del pallone, che opteranno per uno schema o per una battuta diretta in porta lo scopriremo solo ora. Giampaolo, alla fine uno schema e Felipe Mello costringe gli straordinari Lollo Pietrangelo, che
si salva anche in questo caso senza dover intervenire. Una volea assai prodigiosa, ben calibrata da Victor Mello. La precisione però non basta per infilare la palla sotto al 7. Abbiamo riammirato anche la grande esultanza di Lollo Pietrangelo, mentre la Came Treviso credo abbia commesso la terza infrazione. Viene ammonito per proteste, credo, Matteo Gargantini, primo ammonito nelle fila del Vinomita di Petrarca. Tutto fermo, il tabellone luminoso non ci viene in aiuto, sempre 2 falli a 0. Purtroppo i giocatori nelle vicinanze ci hanno un po' ostruito la visuale. Chiediamo magari alla regia, se possibile, un replay con cui verificare cosa è accaduto. Qui Rafinha, sicuramente c'è stata una trattenuta palla lontana, ma comunque i giocatori hanno rimesso in gioco regolarmente il pallone. Gargantini va a puntare la porta, tiro cross rasoterra velenoso, non raccolto comunque da Roby Giampaolo. Altra occasione per il Petrarca, inquadratura proprio per il figlio di mister Luca Giampaolo, arrivato davvero in bello stile e capace di prendersi molto spesso il Vinomita di Petrarca sulle spalle dopo la più recente tra le sue stagioni, la sua ottima performance al Vitulano Drugstore Manfredonia, stagione 23-24 conclusa, come in molti ricorderanno, con la promozione in Serie A ottenuta nella finalissima playoff ai calci di rigore con il Pordenone dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. La lotteria dei tiri dai 7 metri premiarono i pugliesi e penalizzarono invece la compagine friulana di Marco Orvatin, attualmente occupante il centro della classifica del girone A di Serie A2 Elite, ma capace comunque di dimostrare il proprio valore più e più volte anche in questa stagione. Esce momentaneamente dal campo Victor Mello, comunque in autonomia. 3 minuti e 03 ci separano dal termine della prima frazione di gioco. Pronti 2 cambi nelle fila della Came Treviso. Capitan Giappaviera, in particolare sotto gli occhi di mister Silvio Rocia, è pronto a rientrare in campo. Serve davvero tutto il potenziale offensivo alla Came per rimediare a questo svantaggio del Gaudio. Lo scarico per Di Guida, piazzato fuori misura, e chiaro gesto di disappunto, se non altro di dispiacere, per l'ex giocatore dell'Atletico Nervese del Caos Futsal, tra le altre. Rimessa dal fondo per Feverati, un gentile omaggio per Lollo Pietrangelo che rimette in gioco. Del Gaudio, filtrante ottimamente riuscito per Musumeci, e poi ancora Pacchi Del Gaudio, chiude il triangolo di prima intenzione, va ad insidiare la rete di Feverati. La palla è uscita sicuramente non di troppo, massimo di 1 metro, ma forse meno. La suola di Gaetano Musumeci a liberare il compagno. Una giocata davvero ben concepita dalla Came Treviso e purtroppo per i biancoazzurri non finalizzata. Possesso comunque ancora per gli ospiti, che come potete vedere dialogano con 2 giocatori nelle retrovie e 2 terminali offensivi che al contempo provano a svariare. Tutto fermo, ammonito Pacchi Del Gaudio per un fallo credo a palla lontana. Una situazione molto simile a quanto ammirato in precedenza. In quel caso era Gargantini il protagonista della trattenuta
a palla lontana, di cui abbiamo parlato in precedenza. In questo caso però il fallo viene sanzionato e dunque terza infrazione commessa dalla Kame di Silvio Rocha. 2 minuti e 12 ancora da spendere nel primo tempo. Ancora un movimento per la Kame Treviso. Matteo Saccon è pronto a rientrare in campo, giocatore classe 89 come il suo numero di maglia, giocatore dal doppio passaporto e dunque formato, italo-brasiliano, capace di performare in maniera eccellente non solo a Treviso ma anche nelle sue precedenti avventure a Manfredonia, Genzano, all'Olympus Roma, con la finale scudetto per giunta disputata nel 2023. Possesso palla per Felipe Mello, poi Rafinha, lo scavetto e sempre i due protagonisti menzionati, il 10 e l'11, a sorreggere le sorti del Vinum Italy Petrarca, a permettere agli uomini di Giampaolo di alzare un po' il proprio baricentro, ma i petrarchini alla fine commettono il primo fallo del match. 1-3 il conto delle infrazioni. Del Gaudio sull'out di sinistra, scarico per Donin, all'impostazione l'ex Hellas Verona, già Paviera, atteso al varco da Felipe Mello, sterzata verso il centro, poi prova in torsione in questo caso Giacomo Azzoni. Feverati a vita facile rispetto a quanto ammirato in precedenza. Gargantini in torsione, Pietrangelo si salva distinto, poi Rafinha, il tocco proprio per Matteo Gargantini, da opportunista killer quale ha dimostrato di essere in tutta questa stagione. Firma la rete del 2-0 e eleva alla massima potenza i decibel dell'entusiasmo qui al Palagozzano. Matteo Gargantini, 13 in campionato per lui, sul suggerimento di Rafinha. Gol del 2-0, rete e suggerimento vincente per il numero 11 sin qui, indubbiamente l'MVP del match. Ringrazia l'intero Vinum Italy Petrarca che firma la rete del 2-0 quando mancano 75 secondi alla conclusione del primo tempo. Schuton va a fronteggiare Parrell. Le emozioni si stanno accendendo anche per quanto riguarda il settore ospiti. I tifosi della Kame tutt'altro che domi supportano la squadra anche con il doppio svantaggio acquisito, il bello dello sport in generale, non solo del calcio e del futsal. Seconda infrazione commessa dal Vinum Italy Petrarca, 60 secondi allo scadere del primo tempo, 1 minuto esatto. Spazzolone ancora in campo, chiazza di sudore da ripulire al più presto. Mister Silvio Rocha indubbiamente un po' perplesso ma speranzoso di poter sistemare quanto non ha funzionato nel primo tempo. Una Kame Treviso che ha tutt'altro che demeritato e ha dimostrato a tutti quanti come si stiano affrontando due compagini dal valore indescrivibile. Saccon direttamente sullo stinco di Parrell. Time out richiesto ora da mister Silvio Rocha. L'intento è quello di giocarsi nel migliore dei modi questi 58 secondi che ci separano dall'intervallo. 20 minuti di gioco sono sembrati almeno 20 ore, è successo di tutto, malgrado siano stati segnati solo 2 gol, col tabellone luminoso ora inquadrato opportunamente dalla regia. Soli 2 gol segnati, ma le emozioni in gioco hanno regalato davvero qualcosa di più. D'altronde l'abbiamo presentato a dovere questo derby, è l'elite del futsal veneto, sono le due squadre più forti della regione. Al di là di quanto verrà decretato da questa sfida, la Kame Treviso momentaneamente scivola al 12° posto con un punto di ritardo nei confronti del Vinum Italy Petrarca.
Il match dell'andata aveva sorriso alla Came Treviso, in molti se lo ricorderanno, con rete segnata da Mateusz Sakon. È bastata una sola marcatura per l'1-0 del Palacicogna. Calcio d'angolo ora per i biancazzurri, con movimento proposto in particolare da Schuton nel cuore dell'area. Rafinha avanza, palla al piede, doppia deviazione. Sakon e Pietrangelo proteggono la porta della Came Treviso, impediscono la rete del 3-0 al Vinum Italy Petrarca. Calcio d'angolo comunque battuto ora da Roby Giampaolo. Felipe Mello si indietreggia, si torna sull'Ele Feverati, 37 secondi ancora da giocare. Pietrangelo andrà a rimettere ora la sfera in gioco, lo fa cedendo sulla sinistra Schuton. Scarico sulla destra ora per l'avanzata, palla al piede di Donin. Una traiettoria interessante, intrigante e soprattutto smorzata in corner, senza neppure l'intervento di Feverati. Ora la palla al centro e Donin capita in traiettoria e forse non si aspettava di ricevere questa sfera. C'erano vari giocatori ad ostruirgli la visuale e a complicargli i piani. Oggettivamente fare di meglio era difficile. Colpo di testa da parte di Sakon, viene atterrato proprio Enrico Donin, livellato il conto dei falli e gol del 2-1 che viene messo a segno adesso da Gian Paviera. Chi se non lui, oserei dire, il leader intramontabile della Came Treviso, rimette in corsa meritatamente gli uomini di Silvio Roccia con un movimento da pivot navigato da campionissimo, quale ha dimostrato di essere per tanti anni in carriera. 2-1, tutto di nuovo in gioco e per Giampaviera sono 18 in campionato. Una doccia fredda per il Vinum Italy Petrarca, di fatto a pochi istanti dalla sirena di conclusione del primo tempo. Il Vinum Italy Petrarca sperava di conservare le 2 reti di vantaggio. La Came Treviso alla fine ha concretizzato il proprio forcing e ha dimezzato le distanze. Termina adesso la prima frazione di gioco. Chiediamo alla regia di riproporci velocemente il replay del gol di Giampaviera, specie per capire chi aveva fornito l'assist, se possibile. Poi indubbiamente ci congederemo per l'intervallo. 2-1 che abbiamo descritto a più riprese, con gol e assist da parte di Rafinha. L'assist in questo caso per la giocata vincente di Giampaviera credo sia stata di Mateusz Sakon. In ogni caso avremo ancora tante emozioni da vivere nel secondo tempo. Piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
Nuovamente collegati in diretta dalla palestra Gozzano di Padova per assistere tutti insieme al secondo tempo del super derby tra Vinum Italy Petrarca e Kame Treviso, 2-1 a beneficio dei padroni di casa. Un ottimo Vinum Italy Petrarca che sta davvero rispondendo al meglio a quanto ha vissuto nelle ultime 4 partite, con altrettanti KO in cui c'è stata anche un po' di sfortuna. La squadra davvero non ha fatto mai mancare nulla in campo e quest'oggi sta dimostrando il proprio valore davanti al proprio pubblico, davanti agli spettatori che ci seguono da casa, davanti anche alla Kame Treviso che appunto alla vigilia di questo match precedeva i bianconeri, che invece con questo risultato comunque farebbero un balzo in avanti in classifica, beneficiando anche del KO maturato chiaramente al Pala, non al Pala Olgiata, pardon, stavamo consultando tutto campo, chiaramente a Pomezia, al Palavinium, con la sconfitta della Pirossigeno Cosenza che si vuole semplifica un po' la strada verso la salvezza per queste due compagini. Tasto start premuto in questo momento da Matteo Gargantini con Rafinha che replica in men che non si dica, direi, le meraviglie, le proprie perle che ha sfoderato nel primo tempo con un dribbling sopraffino, una giocata davvero brasileiro. E ora va alla battuta del fallo laterale Giampaolo, Felipe Mello, corto per Feverati, chiama il pallone e lo riceve Gargantini a sinistra. Rafinha pressato da Sacon, riconquista comunque la Kame Treviso e viene preso in controtempo Giacomo Azzoni. Lancio in diagonale, negli intenti il destinatario doveva essere già Paviera, nulla da fare e semplice rimessa per Rafinha e per il Vinum Italy Petrarca. Lo scavetto, Gargantini braccato da 2 giocatori avversari, Giampaolo, viene triplicato il numero 20 e alla fine espropriato della sfera. Avanza ora palla al piede Matteus Sacon, indietreggia su Schuton, con 2 tocchi si cambia il lato del campo da destra a sinistra più e più volte, si ritorna sul out di sinistra del campo con un controllo qui difettoso da parte di Josip Schuton. Fallo laterale che riconquista il Vinum Italy Petrarca con Felipe Mello che verticalizza, un'azione negli intenti assai ficcante, direi, cercando subito la profondità per Gargantini, suola di Rafinha, tocco ravvicinato di Giampaolo e qui Gargantini va a perdersi in una serpentina intrigante, almeno negli intenti, ma la sua avanzata è bloccata. Kame Treviso che torna in possesso, riceve nuovamente Azzoni, il tocco a sinistra per Schuton, di mezzo esterno cercava il filtrante per Capitan Giapaviera, è un nulla di fatto. Torna in possesso il Vinum Italy Petrarca con Giampaolo che scava il pallone, viene ravvisata sicuramente un'infrazione, ma credo, sto solo attendendo conferme dal tabellone luminoso, credo che si tratti di gioco pericoloso perché Giampaolo è intervenuto con la gamba tesa. Il replay ci aiuta a chiarire, è sicuramente, come sospettavo, una situazione di gioco pericoloso e infatti non viene cumulato alcun fallo al Vinum Italy Petrarca. In ogni caso c'è punizione per la Kame Treviso con Schuton alla battuta, palo esterno, va a scheggiare il montante, il croato bosniaco Josip Schuton, una traiettoria chirurgica. Feverati addirittura si era spostato, era letteralmente congelato da questo pallone, non sarebbe mai potuto arrivare. Per sua fortuna viene graziato, così come tutto il Vinum Italy Petrarca che torna a fraseggiare dopo lo spavento
Si torna a fraseggiare solo per un attimo perché Azzoni si libera sull'out di destra, Feverati chiude il primo palo, c'è comunque corner per la Came Treviso a caccia del gol che livellerebbe il conto e permetterebbe ai biancazzurri di completare la rimonta. Ora la rasoiata tentata da Matteo Saccon, comodamente Feverati, Rafinha, Gargantini largo a sinistra, riesce con uno scavetto, con un piccolo sombrero se si vuole, a nascondere il pallone all'avversario. Si trattava di Saccon che riceve largo a destra. Ancora l'impostazione la Came Treviso, già Paviera pressato da Giampaolo, ottimo l'intervento sul pallone del classe 2001 prelevato in estate dal Vitulano Drugstore. Manfredonia, ora lamentano anche un tocco di braccio, in particolare Parrell pochi istanti prima di rientrare in campo. Tutto ok per il direttore di gara, serie di carambole, le maglie si erano piuttosto strette in questa fattispecie, di fatto si erano concentrate tutte sul versante sinistro del campo e alla fine il Vinumita di Petrarca ottiene una nuova rimessa. Rafinha, Parrell, filtrante per Giampaolo nel duello tra numeri 20 che premia alla fine il figlio del mister Patavino, anzi no, la punizione è stata assegnata a favore della Came Treviso e dunque siamo costretti a correggerci. Shooton riceve un pallone che attendeva da qualche secondo sulla destra e poi la torsione di Saccon direttamente sul petto di Feverati. In uscita Lele Feverati è riuscito ad aumentare il più possibile il volume del proprio corpo e anche poco più tardi a neutralizzare questa minaccia, la seconda in pochi istanti effettivi. Qui viene preso in controtempo Parrell e dunque rimessa ancora per la Came. Lukacel rientra tra i titolari impiegati in questo momento da mister Giampaolo. Il coraggio di Davide Lukacel deve essere l'arma in più per i bianconeri. Il filtrante per Shooton, un pallone davvero col raggio laser, quello di Matteo Saccon, che sta mettendo in mostra tutte le proprie doti, specie per quel che concerne la costruzione di gioco. Suo il passaggio vincente che è valso il 2-1 di Gia Paviera e qui stava per replicare la giocata. Intanto Azzoni dalla media distanza, poi Giapa scava il pallone oltre la linea di fondo. Si salva ancora la compagine padrona di casa. Feverati è pronto a rimettere in gioco un pallone che gli viene consegnato ora. Felipe Mello, Lukacel, si cambia il lato del campo con un solo tocco di palla. Ancora Felipe Mello, innescato in profondità. Lukacel viene pressato da Giacomo Azzoni che gli toglie il pallone regolarmente. Felipe Mello, scarico a memoria per Parrell, liberato sull'out di sinistra, numero di Parrell che arriva a contatto con la linea di fondo campo. Ha messo in mezzo un pallone interessante, contro break comunque per la Came Treviso che riesce a pareggiare con Matteo Saccon, diagonale chirurgico letale dritto al cuore del Vinumita di Petrarca. Dopo l'assist anche la gioia del gol per il numero 89, così come Rafinha. L'assist questa volta l'ha sfornato Josip Shooton. Attendiamo possibilmente un altro replay che credo non ci venga fornito, ma comunque quel che dovevamo ammirare l'abbiamo ben visto. Confermiamo, assist di Shooton e rete del pareggio messa a segno da Saccon. 10 gol in campionato, esattamente come Rafinha. I due sembrano emularsi, se si vuole. Filtrante ora per Parrell che si era reso protagonista di un'ottima giocata proprio pochi istanti prima di subire questo contropiede fatale. Rafinha, la riapertura per Lukacel con tutti i propri effettivi. Il Vinumita di Petrarca
a caccia del gol del nuovo vantaggio, lo sfiora proprio Davide Lukacel, ha scavato il pallone cercando di sorprendere Pietrangelo, già inginocchiatosi a terra. Tutto il coraggio di Davide Lukacel, proposto anche in questa iniziativa, lo scavetto che comunque non arriva a destinazione, pallone troppo lungo, imprendibile per Donin. Rafinha, Parrell, pressato da due maglie azzurre, Felipe Melo elude il pressing di Musumeci, innesca nella corsia Rafinha, rimessa laterale, pallone carambola sul busto di Donin, e dunque il Vinu Mitali Petrarca può tornare a fare la voce grossa, o se non altro a proporsi con coraggio nella metà campo avversaria. Colpo di testa di Azzoni che complica i piani dei bianconeri, alla fine costretti addirittura a spazzare il pallone in out. Rimessa che conquista la Came Treviso. Azzoni riceve da Di Guida, lo scavetto nella zona di Musumeci, viene travolto Felipe Melo, tutto regolare per l'arbitro che era lì a due passi, e ora Donin congela il pallone, le energie fisiche e mentali, e non fa altrettanto Giacomo Azzoni, inciampando su se stesso e perdendo il contatto col pallone. Rafinha riceve da Giampaolo, viene chiuso da due avversari, corner conquistato credo dal Vinu Mitali Petrarca. Attendiamo conferme, c'è Giampaolo pronto nei pressi della lunetta, inquadrato ora il classe 2001, è giunto il Petrarca, lo ricordavamo, dopo la promozione ottenuta l'anno scorso con il Vitulano Drugstore Manfredonia. Un'ottima stagione qui alla volta della palestra Gozzano, sin qui 9 centri all'attivo per Roberto Giampaolo, che andrà alla battuta di questa rimessa. Si tratta alla fine di un semplice out e non di un calcio d'angolo, cambia comunque poco. Qui scava il pallone cercando Gargantini, la sfera non giunge a destinazione, ma la tiene in proprio possesso comunque il Vinu Mitali Petrarca, quello che più contava. Rafinha, e in questo caso quel che abbiamo sostenuto poc'anzi non viene replicato. Gargantini non può mai raggiungere questa sfera, rimessa dal fondo per Lollo Pietrangelo. Donin, Musumeci, Giampaolo lo accompagna all'uscita e ha ragione in tutto e per tutto, perché guadagna anche un preziosissimo out senza commettere fallo, senza scomporsi e permettendo per giunta ai propri compagni di riposizionarsi. Parrell rischia tantissimo con una palla in orizzontale che comunque viene ben letta da Rafinha, e allora il Vinu Mitali Petrarca ribalta anche il fronte con questa traiettoria sporcata. È capitato al posto giusto Di Guida, nulla da fare per Giampaolo, che comunque rimetterà in gioco la sfera. 13 minuti e 17 secondi ci separano dal termine del match. Parrell su Rafinha, 1 contro 1 con Donin, altro passaggio fuori misura, davvero un peccato. La Came Treviso torna dunque a fraseggiare. Donin, Musumeci, la riapertura ancora per il numero 22, intervento eroico, provvidenziale e per giunta completato al 100% con la mancata assegnazione del corner. Viene ammonito per proteste Enrico Donin, terzo ammonito del match. La chiusura di Rafinha è da mostrare in tutte le scuole di calcio a 5, davvero meriterebbe di essere incorniciata. Dopo 33 minuti di corsa, se si considera complessivamente, globalmente, il tempo speso sin qui alla palestra Gozzano, non tenendo conto delle interruzioni che comunque Rafinha ha dovuto concedersi come tutti i compagni, ma comunque è per rendervi l'idea di quanto questo ragazzo davvero non si stancherà mai di correre a perdifiato e di infondere qualità
sul rettangolo di gioco, malgrado gli anni passino anche per lui. Calcio di punizione, le proteste di mister Giampaolo e anche del suo vice sposato, che viene anche ammonito. Ovviamente confidavano e speravano nella seconda ammonizione, in quanto Donin era stato redarguito una manciata di secondi fa. Non c'erano gli estremi per il secondo cartellino giallo, almeno a giudizio dell'arbitro, e dunque semplice possesso per il Vinumita di Petrarca. E qui Giampaolo viene sfavorito dalla carambola. Azzoni dunque conquista un nuovo out che va a battere Josip Schuton. Di guida ancora il numero 10 che non fa recapitare la sfera al compagno Loris Di Guida. Lukacel dunque con una nuova rimessa. Felipe Mello viene steso proprio il 17enne a palla lontana. Credo che nessuno abbia ammirato attentamente quell'istante di gioco. Tutti eravamo concentrati ad ammirare un'altra zona del campo. Musumeci fa sportellate con Gargantini, impresa di per sé piuttosto complicata. 3 contro 2 possibile per il Vinumita di Petrarca. Si salva Pietrangelo bloccando il pallone in 2 tempi ed impedendo un qualsiasi intervento avversario. Gradirei un replay che ci viene fornito ora. Gargantini innescato sulla corsia larga a sinistra. Credo abbia comunque influito anche l'intervento di Musumeci. In ogni caso la Kame, con tutti i propri effettivi, le proprie qualità difensive, è riuscita a salvarsi, e qui invece si salva il Vinumita di Petrarca con l'intervento di Feverati a neutralizzare il destro di Giacomo Azzoni, che ci viene riproposto ora dall'ingresso dell'area. Il numero 20 scaglia questo destro deviato provvidenzialmente da Lele Feverati. Altra rimessa in zona d'attacco comunque per i trevigiani. 11:42 ci separano dal termine del match. Felipe Mello fa la cosa giusta, Rafinha controllo un po' difettoso, Feverati, succede di tutto nell'area di rigore patavina, con i padroni di casa comunque a salvarsi. Giampaolo nello stretto si smarca, è riuscito a destreggiarsi, ma la chiusura difensiva della Kame Treviso ha fatto la differenza. 4 gol segnati che testimoniano la qualità in campo, l'importanza di questo match, che hanno ripagato a dovere, direi, gli spettatori qui presenti alla palestra Gozzano e tutti quelli che ci ammirano sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 e su Canale Italia. Lancio in profondità raccolto comodamente da Pietrangelo. Del Gaudio, Schuton riceve in posizione da playmaker, già Paviera mandato a vuoto, qui Felipe Mello e Del Gaudio sbatte addosso Feverati, che riesce a salvare la porta della Vinumita di Petrarca con un miracolo, comunque un intervento assai valoroso, con la gamba sinistra, distendendola a terra, senza paura di farsi male, non temendo davvero il peggio, per così dire. Lele Feverati ancora una volta dimostra a tutti la ricetta vincente con cui si è reso protagonista di una grande prima stagione nel massimo campionato italiano. Gargantini, scavetto per Parrell, si indietreggia nella zona di Rafinha, viene incontro Felipe Mello, tutto il quartetto di movimento del Vinumita di Petrarca al dialogo. Parrell, il filtrante di Felipe Mello con Gargantini, che qui prova ad ondeggiare quasi col pallone tra i piedi. Viene chiuso in out. 10 minuti e 06. 3 quarti di match se ne sono andati. 4 sono i gol segnati, 2 per parte. E ora Gargantini va a riproporre di testa nel cuore dell'area di Pietrangelo.
non c'è alcun compagno pronto all'appuntamento e anzi la rimessa no, è per il Vino Italy Petrarca, ma il punto di battuta chiaramente è un po' più arretrato. I padroni di casa devono indietreggiare, fraseggiare nella propria metà campo. E ora Gargantini 1 contro 1 con Del Gaudio, infiltrante per Parrell, si invertono un po' i ruoli, ma cambia davvero poco perché la gioia esplode sulle tribune, sulla panchina di mister Giampaolo. È tornato in campo di recente dopo un lungo infortunio e lascia subito il segno, illuminando la notte della palestra Gozzano. Assist col contagiri di Matteo Gargantini, al posto giusto, al momento giusto interviene Parrell e il Vino Italy Petrarca torna a comandare a 9:43 dal termine del match. Abbiamo un altro giocatore che si porterà a casa parecchi punti al fantacalcio, al fantafutsal o meglio, ed è Matteo Gargantini, terzo giocatore in grado di sfornare un gol ed un assist nella magica serata della palestra Gozzano. Schuton, ostacolato Giappa Vieira. Del Gaudio, 1 contro 1 con il neomarcatore Parrell. Per giunta è il primo centro stagionale per il classe 84, 40 anni per lui, ancora in campo questo giocatore infaticabile dalla classe smisurata, incalcolabile. Del Gaudio, chiuso da 3 maglie nere che alla fine hanno la meglio. Saccona all'indietro su Pachi Del Gaudio, protagonista anche pochi istanti fa. Felipe Mello attende al varco Schuton, doppia sterzata, appoggio su Giappa Vieira e Rafinha, tanto per cambiare, ha ragione, che sia col pallone tra i piedi o che sia in fase di copertura, l'intervento del numero 11 non manca davvero mai. Fallo laterale comunque per la Came Treviso, interviene lo spazzolone, bisogna asciugare un'altra chiazza di sudore e ne approfittiamo per, se non altro, rifiatare, perché le emozioni del futsal le conosciamo bene, mettono a dura prova anche gli spettatori, i più passionali addetti ai lavori, e in questo glorioso club ce ne sono davvero tanti che anche in questa stagione hanno lavorato sodo per fare le fortune di uno dei migliori club del territorio. Schuton 1 contro 1 con Rafinha, l'apertura per Azzoni, il campo finisce, rimessa a favore del Vinum Italy, con Gargantini pronto a rientrare in campo sotto i nostri occhi e a fianco a mister Giampaolo. Rafinha col pallone incollato sulla propria mano destra, Parrell prova ad andare un po' in overconfidence se vogliamo nel duello con Giacomo Azzoni, viene chiuso in un imbuto, rimessa per il Vinum Italy Petrarca. Roberto Giampaolo, Felipe Mello a fronteggiare Giappa, ancora il numero 20 Rafinha, viene chiuso con la rimessa riconquistata, il pallone soprattutto riconquistato dalla Came. Giappa, spalle alla porta, la riapertura per Schuton, la sterzata, chi c'è in traiettoria? Chiaramente Rafinha. Non mi stancherò mai di elogiare questo ragazzo che ha davvero spadroneggiato in ogni zona del campo, in ogni centimetro del rettangolo di gioco. Gol, assist, chiusure a non finire. Pallone all'indietro ora con l'iniziativa ancora da parte di Matteo Saccon, lo scavetto che non trova né l'angolo lontano e tantomeno qualche suo compagno pronto eventualmente all'appuntamento. Questa è la riproposizione di quanto accaduto
sono scansati quasi avendo intuito dove sarebbe finito il pallone. Feverati e l'ultimo difensore. Gargantini si destreggia, viene limitato, ma non definitivamente, perché comunque c'è fallo laterale per il Vino Mita di Petrarca. Pietrangelo raccoglie la sfera, Giapaviera ribalta il fronte, la palla giocata ora nella zona di Shooton, fallito una sorta di rigore in movimento dal croato bosniaco, che di prima intenzione sul pressing del solito Rafinha, che ha influito anche in questa circostanza, comunque non c'entra lo specchio il classe 88 e il 3-3 non si concretizza. Vino Mita di Petrarca ancora in vantaggio. Viene ripulita l'area di rigore di Feverati, che rimetterà in gioco il pallone. Non c'è stata alcuna deviazione del numero 11. 7 minuti e 38 secondi ci separano dal termine del match. Uno scoppiettante derby che davvero ha ripagato tutte le attese della vigilia e che ci stiamo gustando sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 e su Canale Italia. Rafinha sempre al posto giusto, spazza il pallone riuscendo ad interdire la manovra avversaria. Qui il pallone non giunge a destinazione. Giapaviera comunque palesa un cenno di intesa con il compagno, alzando il pollice per complimentarsi ugualmente con lui. Pietrangelo, Donin, uno contro uno con Rafinha, che aveva preso anche questa, non definitivamente. Sembra un catalizzatore davvero il numero 11. Donin, Giapaviera, blocco tattico di Felipe Melo per ostacolare Sacon. C'è comunque Donin sull'out di destra, traiettoria velenosa che non finisce né in porta e né sul piede di qualche compagno, per fortuna del Vino Mita di Petrarca. Qui Feverati è rimasto a terra per 4-5 secondi, esprimendo nel proprio sguardo tutto il significato di questa salvezza, perché davvero era pressoché impotente. Rafinha, la sterzata, diventa un doppio tentativo di finta, comunque ostacolato da Giapaviera, che riceve ancora. Donin, Shooton, uno contro uno con Felipe Melo, si torna da Donin, atteso da Rafinha, interviene ancora Feverati, il classico intervento alla Lele Feverati, con la gamba alla Spider-Man. L'estremo difensore patavino blinda la sua porta. Donin, traiettoria interessante ma fuori misura del numero 22, che comunque sta dando tutto se stesso per cercare il gol del pareggio. Due squadre che in ogni caso meritano tanti complimenti per quel che hanno dimostrato. Lukacel viene chiuso in un sandwich di maglie azzurre, riconquista la sfera con l'ausilio di Felipe Melo, qui viene però braccato. 3 contro 2 possibile per la Came Treviso, il piazzato di Matteo Sacon non trova la porta, aveva aperto di almeno 90 gradi il piatto del destro, ma la sfera non arriva dove avrebbe sperato l'italo-brasiliano. Il pallone si disperde sul fondo, Lukacel rischia ancora, Shooton non innesca il compagno. Vino Mita di Petrarca che corre qualche rischio, un po' il bello dello spettacolo. Non ci si può certamente adagiare sugli allori con una sola rete di margine. Atterrato Gargantini regolarmente, la rimessa è per giunta a beneficio della Came. Shooton avanza, sterzata, e poi col destro
Si va ancora da Sacon, Donin nel consueto duello con Parrell, non c'è nulla, rimane a terra con le mani sul petto Rafael Ferreira da Silva, per tutti chiaramente Parrell, colui che per adesso è l'eroe della giornata. Una storia tutta da raccontare, probabilmente una delle più belle narrazioni della stagione di questo Vinum Italy Petrarca. Parrell si era infortunato, come molti ricorderanno, nella gara giocata a novembre contro la Fortitudo Pomezia. È tornato recentemente tra i protagonisti in campo e ora un gol che, se non altro, ha riportato in vantaggio la formazione di Giampaolo, in attesa di sapere quale sarà il verdetto finale. Gargantini al colloquio con mister Giampaolo, gol e assist per lui, gol e assist per Rafinha, gol e assist anche per Mateusz Sacon, i tre migliori in campo della sfida della palestra Gozzano, tra i tanti giocatori in grado comunque di performare splendidamente. Qui si sbraccia mister Giampaolo, lamenta una trattenuta ai danni di Gargantini. Non è così per il direttore di gara, stava interloquendo proprio con il condottiero bianconero, che passa ora accanto alla nostra postazione. Rafinha da playmaker cerca Gargantini, non è distante dalla posizione occupata in campo dall'ex pivot tra le altre del Milano e del Modena Cavezzo. All'impostazione ancora la Came, Donin viene sgambettato, direi nel vero senso della parola, da Roby Giampaolo, che lo sbilancia irregolarmente. Fraseggia ancora la Came, Donin, pallone all'indietro, il Gargantini va a fronteggiare il diretto avversario, poi Feverati smanaccia il destro tentato da Donin. Calcio d'angolo comunque a beneficio della Came Treviso. Sacon, Giapa e poi il sinistro letale all'angolino da parte di Josip Schuton per la rete del 3-3. Un'azione ben concepita e soprattutto ben concretizzata dalla Came Treviso, tutta di prima, filtrante, suola e poi mancino implacabile alla destra di Feverati. Tutto di nuovo in parità alla palestra Gozzano. 4 minuti e 30 ci separano dal termine del match. Due compagini stanno davvero comunque incantando tutto il pubblico appassionato di grande futsal. Feverati più distante possibile, cedendo la sfera al collega Pietrangelo. Giappa ad insidiare l'area avversaria, Donin fa rimbalzare il pallone, facendolo alla fine rotolare in fallo laterale, rimessa a beneficio della Came. Palla in profondità e qui Sacon nel duello con Parrell sembra avere la meglio. Mister Silvio Roccia richiede un time out, viene accontentato. Dunque interruzione, la prima di questo secondo tempo, richiesta dal condottiero biancazzurro. Lo si può definire, usando una sorta di iperbole, un veteranissimo del futsal trevigiano, alla guida da tanti anni di questa Came Treviso, in precedenza Came Dosson chiaramente, dal 2015 la promozione al primo tentativo e poi è riuscito a stabilizzarsi con tutto il proprio collettivo nella massima serie nazionale. Sicuramente una delle tante belle storie che il futsal del nuovo millennio ci può regalare. Una bella storia ce la sta regalando di per sé questo match, con 6 reti segnate,
4 minuti e 03 ancora da giocare, i tifosi della Kame scatenati nel settore ospiti, e spero che anche voi a casa siete collegati sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 e su Canale Italia possiate apprezzare lo show. Portiere di movimento Silvio Roccia aveva studiato attentamente ogni possibile mossa e ha speso il time out per lanciare in campo il power play. Dentro Pacchi del Gaudio con la maglia di color bianco per aggiungersi all'azione d'attacco dei propri compagni, del proprio team. Donin, Parrell si stacca dal fondo del campo, si avvicina momentaneamente, scelto ancora Donin, si torna all'indietro per Schuton, i soliti 3 effettivi dialogano per la Kame, si aggiunge ora Pacchi del Gaudio, poi Donin, riapertura ancora per il destro qui tentato da Sacon e ancora Feverati a salvarsi. L'intervento è sempre quello, ma l'importanza certe volte è cambiata, non di certo la difficoltà di un intervento più volte riuscito a Lele Feverati, non solo quest'oggi. D'altronde l'estremo difensore classe 97 dispone delle lunghe leve, come si suol dire, e la stazza gli permette di arrivare su molti palloni, anche sui più difficili, sui più insidiosi. Del Gaudio, Donin, si torna sempre sulla sinistra dopo aver manovrato a destra con 3 tocchi all'incirca su questo pallone. Schuton, Del Gaudio, 2 minuti e 40 ci separano dal termine del match. Giappa Vieira, ancora Donin, si allarga Sacon, viene ignorato. Del Gaudio, Feverati si distende a terra, chiude il primo palo, anche un po' per i fotografi, fate voi, quel che conta è aver blindato ancora la porta. Schuton, Sacon, Giappa, ancora il numero 10, Del Gaudio, scorrono i secondi, si torna nuovamente da Giappa, ora restano precisamente 120 secondi da giocare. Donin, poi Schuton, anzi pardon, chiaramente si trattava di Sacon, somiglianze molto simili per i due protagonisti, penso l'abbiate notato. Ancora il numero 89, poi Giappa, pressato da Felipe Mello, Petrarca completamente a protezione della propria area. L'intento della Kame Treviso è quello di spremere un po' gli avversari, di fargli esaurire le energie mentali, farli correre anche un po' a vuoto. Il Vinumita di Petrarca invece ambisce al recupero di palla, o se non altro ad un intervento salva risultato come quello di Feverati avvenuto in questo istante. Neutralizzato il destro di Schuton, calcio d'angolo comunque per gli ospiti. Kame Treviso che prova a vincerla, proverà il colpaccio, se non altro a dare il tutto per tutto di qui al 40esimo. Donin attende a destra, viene ignorato. Schuton allora congela il possesso, il pallone. Questa sfera comunque esce dal campo e il Petrarca, il Vinumita di Petrarca, torna in possesso e può rifiatare, perché indubbiamente la copertura dell'area di rigore è assai problematica, costa spesso parecchie energie mentali, e ora lo stesso trattamento toccherà alla Kame Treviso. Power play per Luca Giampaolo, e sarà proprio suo figlio a fungere da quinto di movimento. Rafinha, Parrell, proprio Roby Giampaolo, scambia con Gargantini, spalle alla porta il numero 96, chiuso da Donin. 42 secondi, anzi 41, e calcio d'angolo per il Vinumita di Petrarca. Viene invertita la rimessa, viene invertita
l'assegnazione della rimessa, credo per mancata distanza regolamentare, credo non sia stata rispettata la distanza dal punto di battuta, perché 4 secondi indubbiamente non erano scaduti. Dunque la rimessa è a beneficio della Kame Treviso. Avanza a piccoli passi il collettivo di Silvio Roccia con Schuton che invita tutti alla calma. 30 secondi, mezzo minuto, un 40° di match ancora da vivere per decretare il verdetto conclusivo della corrida della palestra Gozzano. Time out ora richiesto da mister Luca Giampaolo, ma si è ripreso a giocare. Roberto Giampaolo anticipato, già Paviera, la porta è sguarnita, Donin di prima intenzione, centra l'angolino, lo stesso angolo violato in precedenza dal compagno Schuton, ed è un angolo mortifero, letale per il Vinum Italy Petrarca, gelato a 16 secondi dal termine del match. Il bello e il brutto del futsal è anche un po' questo, emozioni contrastanti, opposte, quasi per usare un sottile eufemismo, proteste vibranti a bordo campo. Mister Giampaolo si lamenta per la mancata assegnazione del time out che aveva richiesto, nervosissimi i protagonisti nelle vicinanze del cronometrista. Espulso Capitan Victor Mello, espulso per proteste Capitan Victor Mello, mentre saltano di gioia i tifosi trevigiani. Sono esplosi i nervi nelle vicinanze del cronometrista. Questa è la riproposizione del gol sin qui decisivo. Enrico Donin, autore di una gara di gran sacrificio, di gran sostanza. Viene espulso anche mister Giampaolo, e qui sono saltati davvero i nervi, sono saltati davvero i nervi. D'altronde l'importanza del match poteva comportare anche questo. Ci auguravamo di ammirare tutt'altro, il fatto che ora siamo circondati dai vari giocatori. Speriamo che si possa ripristinare quantomeno un po' di calma. Dunque Luigi Sposato guiderà la squadra in questi ultimi 16 secondi di gara. 4-3 per la Kame Treviso, sotto di 2 gol, in grado di riemergere, di passare in vantaggio per la prima volta in questa partita, e rischia di essere un vantaggio alquanto significativo. Kame Treviso che così salirebbe a +5 rispetto al Petrarca, comunque intenzionato a non mollare. Bisogna ripetere la battuta del calcio d'inizio, e sicuramente non manca il nervosismo, come abbiamo specificato a più riprese. Petrarca non ha più nulla da perdere, bisogna andare in avanti, fiondarsi in attacco. Parrell, la riapertura per Felipe Mello, fallo laterale, lo scavetto sul secondo palo, Donin, Rafinha, poi il pallone verso il centro dell'area, ancora Rafinha, non ci credo, il pallone è uscito di millimetri, grazie alla Kame Treviso che rimette in gioco il pallone e vince la partita. Un derby infinito, insensato, all'ultima emozione, fino all'ultima goccia di sudore queste due squadre hanno combattuto. Onore ai vincitori, onore agli sconfitti. La Kame Treviso sbanca la palestra Gozzano di Padova in rimonta con la rete decisiva di Enrico Donin, ma un applauso è doveroso anche al Vinum Italy Petrarca che, malgrado la quinta sconfitta consecutiva, ha dimostrato a tutti quello per cui ha combattuto per un'intera stagione, quello per cui continuerà a combattere anche nelle ultime gare di questa stagione. Si salutano i protagonisti in campo e ora il Vinum Italy Petrarca sicuramente dovrà raccogliere i cocci dopo questa beffa immeritata sotto molti aspetti. Un pareggio avrebbe sicuramente messo d'accordo tutti. Le due squadre in ogni caso meritano complimenti per quanto dimostrato in campo. Ora Ital Service Pesaro e Pirossigeno Cosenza, due scontri salvezza
per i patavini. La Came Treviso invece potrebbe addirittura flirtare con la zona playoff, arrivata a questo punto 3 lunghezze di ritardo nei confronti della Sandro Abate Avellino, e i prossimi impegni con il Napoli e l'ultima trasferta in casa della Roma sono 2 impegni indubbiamente di alta caratura, ma comunque sognare non costa nulla. Direi che ci possiamo congedare, non c'è più nulla da dire per quel che riguarda questo collegamento, questa partita in ogni caso avvincente e da ricordare per tutti gli amanti del futsal. Grazie davvero a tutti per esserci stati in diretta, grazie per averci fatto compagnia, grazie a tutti quelli che hanno popolato la palestra Gozzano di Padova e che ci hanno seguito anche su Canale Italia. Un ringraziamento ovviamente alla regia per il lavoro, al coordinamento tecnico e alle riprese. Qui da Padova, dalla palestra Gozzano, da Marco Marra è tutto. Un saluto, alla prossima e sempre, sempre viva il futsal!